Sono Fabio Marin, siamo qui a Villa Marini Rubelli, oggi l'inaugurazione dell'intervento di uno spazio storico artistico pensato per lo studio dei giovani. Esatto, oggi inauguriamo l'aula studio in Villa Marini Rubelli, la villa che da un po' di tempo ospita presso la Barchessa la biblioteca, ma villa che è anche sede di esposizioni d'arte. Adesso ha anche una cosa in più, cioè l'aula studio. L'aula studio a favore di tutte quelle persone che vogliono avere un po' di quiete, un po' di calma e venire qui nel nostro contesto di Villa Marini Rubelli a rilassarsi, a leggere, a studiare, a lavorare. Un'aula studio aperta a tutti, in particolar modo per questo spazio pensiamo anche a chi ha bisogno di uno studio più approfondito, più calmo. Abbiamo quindi realizzato questa sala grazie alla collaborazione con il gruppo Armonia ed è veramente riuscita una cosa che penso porterà davvero un momento di relax a chi vorrà studiare con calma e concentrarsi appunto nella sua attività. Ma anche in biblioteca abbiamo già degli spazi predisposti per gli studenti, ad esempio magari possiamo dividerli, gli studenti delle primarie possono rimanere nell'area della biblioteca e qui magari può essere dedicata agli studenti universitari. È uno spazio da vivere, uno spazio da assaporare per trovare davvero la quiete che si ha bisogno per quando si deve studiare, ma anche per trovare un confronto e con la biblioteca a disposizione per trovare i libri di cui magari abbiamo bisogno. L'aula studio è stata voluta perché all'interno del progetto di rivalorizzazione del complesso di Villa Marini Rubelli ed è adiacente alla biblioteca, la nuova biblioteca che è stata inaugurata lo scorso anno. La biblioteca dopo l'inaugurazione ha avuto un buonissimo riscontro da parte degli utenti, ci sono tantissimi nuovi utenti, in più abbiamo voluto rispondere alle esigenze di molti giovani studenti che avevano necessità di trovare uno spazio adatto, silenzioso e anche confortevole per poter andare avanti con il loro lavoro, con il loro studio. Non ci sono attrezzature fornite, diciamo, a parte tutti quanti i collegamenti, naturalmente il collegamento wifi come base e poi tutte quante le predisposizioni. Noi abbiamo pensato che al giorno d'oggi tutti quanti abbiano comunque un computer o un tablet con cui studiare, però stiamo pensando anche di chiedere dei suggerimenti direttamente agli studenti per cercare di rendere l'aula studio più efficace e efficiente possibile. Non abbiamo ancora stabilito orari di apertura, stiamo cercando appunto di chiedere a chi ne usufruirà di più quali siano effettivamente gli orari migliori. Certo che molti orari coincideranno con l'apertura della biblioteca e quindi sarà possibile chiedere alle nostre bibliotecarie Valentina e Letizia, che ringrazio tantissimo per il lavoro che hanno fatto, di poterli aiutare. Chiunque può venire, non è necessario essere tesserati o altro e dobbiamo ancora lavorare appunto nello stilare anche il regolamento che deciderà l'organizzazione di questa aula studio e chiediamo la collaborazione di tutti quanti i cittadini, soprattutto naturalmente agli studenti.